il famoso salamuriglio, limone e olio extravergine di Alcara Lifusi. Non ci sono alibi per non essere presenti stasera ad Alcara Lifusi. Ok. Lo scenario è qualcosa di meraviglioso, di straordinario. Davvero è impossibile non stupirsi. Restare indifferenti a tanta bellezza, la bellezza della natura di Alcara Lifusi, che stasera stupisce tutti ancora di più. Eccola. Cosa godranno i fortunati presenti stasera ad Alcara Lifusi? Vi aspettiamo al Birit, divertimento assicurato. Dentro Marchetti. Cotta alla brace, quindi il gusto davvero sarà straordinario. Speriamo di sì. Il grande evento sta per iniziare. Si scaldano i motori, si scalda l'entusiasmo, si scalda anche questo elemento che abbiamo immortalato. Ma continuano a seguirci perché la serata è appena iniziata. Cosa auguriamo a tutti i presenti? Una buona serata e una buona festa. Speriamo che la festa diventa un bel augurio per tutti noi per stasera. Il panino con la salsiccia, ovviamente, poi possiamo mettere, sì certo, questa è la tagliata di carne di vitello. Molto buono, veramente. Incredibile, eccezionale. Com'è? In pausa migliore che si potesse fare. Cosa potevi sperare di meglio? E qua facciamo il panino con la salsiccia, con la cipollata qua agrodolce, giustamente. Io rossa da voi. Rossa. Voglio solo carne. Cosa rappresenta questa serata per voi? La serata per Alcara Lifusi con il cuore, quindi siamo qua per il nostro paese, in questa bellezza naturalistica che siamo incontrati grazie anche all'associazione Pro Loco Acre, e ringraziamo anche l'amministrazione, il sindaco dell'amministrazione per questo evento che ogni anno si rinnova. Buonasera amici di Bella Sicilia, questa sera ci troviamo ad Alcara Lifusi e nel nostro stand prepariamo la pizza. Tra i piatti più amati anche questo, presente qui ad Alcara Lifusi per questo grande evento. Guarda che meraviglia, guarda che meraviglia. Una pizza sfornata, una infornata, si lavora senza sosta per deliziare tutti i palati dei presenti che hanno la fortuna questa sera di essere qui ad Alcara Lifusi. Auguriamo a tutti i presenti di gustare un'ottima pizza, di passare un po' di tempo insomma in buona compagnia e una buona serata a tutti. Auguro di trascorrere a tutti una bellissima serata. Un appuntamento davvero imperdibile, Silver Vibes Ovvio, presenti. stasera si suona ragazzi. Facciamo tanti complimenti perché state emozionando davvero tutti. Vi ringrazio, è sempre un piacere suonare nel mio paese, nelle mie città ed è sempre bello portare la nostra musica in giro per fare emozionare tutti quanti. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie. E allora adesso facciamo una classica focaccia con un po' di olio e un po' di origano. Questo viene raccolto direttamente qua, nel cuore dei Nebrodi. E continua il viaggio, incontriamo la protagonista. Buonasera. Edificio Cottabos di Rocca di Caprileone. Naturalmente dopo tutte queste eccellenze una birra Stiamo stillando un'Americanipa, una birra da Segrate 2, bella luppolata. E allora bicchiere in alto ad augurare a tutti una grande e speciale serata qui ad Alcara Lifusi. Bellissima serata. Clima eccezionale. Gente gentilissima. E qua Allora, poi, salute, grazie. Salute. Di buono cosa abbiamo? Allora, questa sera abbiamo preparato della pancetta di maialino cotta a bassa temperatura per 24 ore. Nella speziatura abbiamo messo della curcuma, paprika, sale, pepe, olio, basilico e rosmarino. Viene cotta a bassa temperatura per 24 ore a 69 gradi, successivamente scottata in piastra e servita nei panini. Questo è il panino che Questo è il aspetterà panino, esatto. i fortunati presenti. Complimenti e grazie. Grazie a voi. La nostra azienda si chiama 95034, che è il CAP di Bronte. Noi vogliamo far conoscere Bronte non solo come paese del pistacchio, ma anche come paese di storia e di cultura. Infatti noi vogliamo far conoscere il paese tramite la birra artigianale. Se inquadri le nostre bottiglie vedrai le nostre etichette rappresentano dei monumenti e dei luoghi storici, dei momenti storici di Bronte. Auguriamo a tutti una buona sera con queste birre artigianali. Grazie. Grazie. Salute.
Professore Luca Dottore, parliamo di questo grande evento qui al Caralifusi. Siamo felici, stasera è la quarta edizione del Birì, in questo spettacolare spiazzale sotto le rocche del Crasto, 4 birrifici artigianali e altre attività di street food con tanta bella musica. Stiamo vedendo un grande entusiasmo, tanta musica, ma poi lo scenario è davvero unico nel suo genere. Lo scenario è bellissimo, sotto il costone roccioso si balla e si canta e si mangia tutta la notte. Auguriamo a tutti una buona serata. Auguriamo a tutti una bella serata e vi aspettiamo qua stasera numerosi. Da Sant'Agata Militello. Cosa vi aspettate da questa sera? Cosa farete? Cosa gusterete? Ma si prospetta una bella serata, sembra che ci sia molta gente, ci sarà della bella musica e speriamo di divertirci un po'. L'estate è questa, è stare insieme, gustare pietanze buone, vivere momenti di gioia. Gusteremo quello che c'è, ancora dobbiamo vedere, ma penso che qualcosa di buono troveremo. Cosa state per gustare voi? Il panino. Com'è questo panino? con salsiccia e cipolla. e cipolla. Buonissimo, eccezionale. Un bicchiere di birra. Naturalmente questa è una breve anteprima, alcune testimonianze spontanee, alcuni momenti straordinari vissuti che sono solo l'1% di quello che vi aspetta. Se verrete qui ad Caralifusi per Beer It, il grande evento che stasera stiamo testimoniando dalle nostre telecamere di Onda TV e Bella Sicilia e che davvero regalerà qui, in questo scenario naturale straordinario di Caralifusi, emozioni non indifferenti.